Il Tantra è libertà. Libertà da ogni gioco creato dalla mente. Libertà da ogni struttura e condizionamento. Tantra è semplice spazio in cui esistere. Il Tantra è liberazione. Osho. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Conigliano, confidenzialmente detta RC, ma anche ai visitatori del link www.venetoglobe.com. Per trattare l'argomento di oggi mi sono interessata, come faccio sempre, alle varie scuole di pensiero, per cui come i miei colleghi presentano, vivono, praticano, eseguono determinati massaggi, come li spiegano. È un'abitudine che ritengo doverosa perché ritengo doveroso conoscere il parere anche degli altri per non fossilizzarsi, comunque perché sono convinta che conoscere il punto di vista anche delle altre persone aiuti a crescere e predisponga appunto all'apertura mentale, per cui interessarsi a come gli altri agiscono non è un copiare è semplicemente vedere dei punti di vista diversi e prenderli in considerazione. L'argomento di oggi è decisamente articolato e di non facile spiegazione, soprattutto perché è stato usato da molti approfittatori che per svariati scopi hanno dissacrato tutto ciò che riguarda questo tipo di massaggio. Sto parlando del massaggio tantra. Un altro motivo che rende complicata la spiegazione per quello che riguarda questo massaggio e per cui è difficile fare capire proprio tutto quello che riguarda questo particolare massaggio è che non si può liquidare con due parole, perché per rendergli giustizia bisognerebbe dedicargli più tempo, più attenzione e più disponibilità. Ad ogni buon conto, dicevo che appunto ho ricercato anche gli altri come definivano questo tipo di massaggio, come faccio sempre, e mi sono imbattuta in una definizione che recita: il Tantra è un insieme di dottrine e di pratiche millenarie volte all'espansione dell'ordinario stato di coscienza. Questo ampliamento della consapevolezza include tutti gli aspetti della vita e il Tantra è l'unica disciplina in cui viene compiuta la difficile sintesi tra gioia, accettazione e liberazione. In effetti, la parola Tantra viene dal sanscrito e significa rete, trama, quindi dottrina o anche rituale inteso come un genere di insegnamenti spirituali e di tradizioni esoteriche che hanno origine nelle regioni indiane e sin dall'antichità. Ed è vero che ci sono molte tradizioni di Tantra differenti tra di loro e in differenti aree dell'Estremo Oriente. Io ho sempre ritenuto il Tantra un modo di vivere, di interpretare, di donare, uno stato. E rendendomi conto di questo, quando mi sono sentita pronta, ho deciso di andare a fare il corso e di andare a imparare. E in realtà mi è stato insegnato esattamente questo, che è un modo di essere, che è uno stato. Sembra comunque che nasca dalla tradizione buddista, ma ha avuto influenze di altre dottrine e ognuna ha lasciato qualcosa di sé, come lo shintoismo giapponese, l'induismo vedico, l'islamismo, il taoismo cinese. Insomma,
In un'altra ricerca ho trovato come definizione di Tantra, è stato definito una corrente filosofica. La Mai Tantra Academy, unità specialistica della Satya Narayana School, istituto per lo studio e la ricerca e l'insegnamento dei massaggi indiani e orientali, lo propone come esperienza di benessere, cura di se stessi ed evoluzione personale, e specifica che non è una filosofia, né una religione, né una disciplina o una tecnica, ma dice che è una via. Faccio mie le parole del docente di questa accademia quando spiega che il massaggio tantra rappresenta in verità un'esperienza sensoriale di natura tantrica, in cui tutto può essere tantra. Le esperienze tantriche diventano esperienze tantriche quando si presta attenzione e si ascolta il sé profondo. Quindi questo può avvenire odorando un fiore, può avvenire osservando un tramonto, cucinando, mangiando, facendo l'amore, può avvenire in qualsiasi momento della propria vita. Insomma, immergersi totalmente in qualsiasi esperienza con un intimo senso di partecipazione e con una consapevolezza dell'armonia di tutto ciò che succede, questo è Tantra. Questa è un'esperienza tantrica. Quindi Tantra è sentire attraverso il corpo quell'intimità, quella connessione extracorporea, chiamatela spirituale, chiamatela cosmica. Il Tantra ed è quell'esperienza, quella ascensione, diciamo, del proprio io interiore, della propria interiorità, cui Tantra rimanda in realtà. E in effetti è un vivere nel corpo, attraverso il corpo, un'energia, un'emozione che poco ha di fisico. È un profondo stato di meditazione per il ricevente, che si traduce invero in energia fisica. È un totale senso di rilassamento e di abbandono, quello più profondo. Quante cose si dovrebbero dire e si potrebbero dire, poiché ci sono molti aspetti che vengono coinvolti in un'esperienza tantrica e nella spiegazione, ma tutto riporta comunque a un unico concetto, che diventano molteplici, ma ognuno lo vive a modo suo, in modo differente. Quindi il Tantra è purezza, è l'incontro con se stessi, con il proprio io, con il Dio che è in ognuno di noi. È liberarsi delle consuetudini, è accettarsi e soprattutto accettarsi e riconoscere e vivere la sacralità del nostro corpo. Prendo come riferimento per spiegare come io, la via che io seguo, la via che io sento quando eseguo comunque un massaggio tantra, quando mi sento in questo stato tantrico, diciamo, prendo come riferimento il testo che sento abbastanza vicino, che è l'esperienza tantrica di Osho, che recita: ogni bambino nasce con i sensi perfetti. Osserva un bambino. Quando guarda qualcosa è completamente assorbito. Quando sta giocando con i suoi giocattoli è totalmente assorbito. Quando guarda diventa i suoi occhi. Guarda gli occhi di un bambino. Quando sente, il bambino diventa le sue orecchie. Quando mangia qualcosa è semplicemente lì, nella lingua, diventa il gusto. E ancora,
Un incredibile stato meditativo e senza alcuno sforzo. Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla spiaggia. È come se stesse raccogliendo diamanti. Ogni cosa è preziosa quando i sensi sono vivi, ogni cosa è limpida. In realtà non c'è, come in ogni massaggio del resto, un protocollo fisso. Ci sono degli aspetti che caratterizzano la tecnica, non ci sono degli aspetti che caratterizzano la tecnica precisi, per cui chi dice che l'operatore deve fare una pratica yoga particolare, deve seguire delle determinate manovre, parla per sé, perché in realtà l'unica cosa che conta, diciamo, se vogliamo chiamarla regola, quello che è importante è vivere il presente, vivere l'attimo presente ed esserci con la mente, con il corpo e con lo spirito, perché la concentrazione è al massimo. Quindi, proprio perché va vissuto con amore, ognuno lo pratica e ognuno lo riceve a suo modo, ognuno sente un'emozione diversa, un'esperienza unica, e questa è l'unicità del Tantra. Del resto, quando dicono appunto che chi pratica il Tantra deve recitare un mantra, non è una regola fissa. Io per esempio, quando pratico un massaggio Tantra, io recito dentro di me un mantra, ma nessuno mi ha insegnato a farlo, è una cosa che mi viene spontanea. Del resto, mantra significa liberare la mente, perché dal sanscrito manas, mente, e trayati, liberare. Il massaggio Tantra non è una tecnica standard che si possa apprendere su un libro o con una videocassetta. È un'autentica espressione di amore, è un'autentica raccolta di attenzioni che sono veicolate dall'operatore senza condizioni, giudizi, senza interazioni personali. Tu che sei l'operatore sei lì per l'altro e gli stai donando la libertà di questo, lo stai aiutando a fare questo viaggio verso il suo io. Lo accompagni, lo guidi, lo aiuti a superare i propri condizionamenti, lo aiuti ad entrare dentro se stesso. Un massaggiatore serio, come si fa a riconoscere un massaggiatore serio? Dovete fidarvi del vostro istinto, perché un massaggiatore serio sicuramente vi accoglierà l'accoglienza, il sorriso, la gentilezza e il rispetto per la vostra sensibilità in chi vive il Tantra sarà autentico, e quello sarà l'identificazione di un massaggiatore serio. Perché non cercherà di spingervi di fare nulla, si assicurerà che sappiate che cos'è ed eventualmente vi darà le giuste spiegazioni. Se ci sarà bisogno saprà informarvi, ma soprattutto vi dedicherà tempo e disponibilità. E poiché il Tantra è esperienziale, ecco che non può essere spiegato, ma solo vissuto e percepito personalmente. Ci sono tante cose da considerare in ogni massaggio e tutto aiuta alla concentrazione. Però vivere questo, quindi in questa esperienza contano i colori, conta la stanza, conta la musica, perché tutto ciò che è volto al rilassamento aiuta a fare questo viaggio. E in realtà bisogna rilassarsi. Osho cita gli animali e dice che dobbiamo essere come gli animali, che vivono, dormono e vivono senza tensioni. Il termine Tantra abbiamo visto che deriva dalla radice sanscrita tam,
che alla lettera indica l'azione di stendere la tela sull'ordito, quindi espandere, dilatare, e Tra che è liberazione, quindi la via della libertà, della gioia, un viaggio nella propria interiorità. Nell'io profondo per svegliare e vivere appieno le proprie emozioni, e armonia, e rilassamento, e beatitudine, ed ecullarsi nel sogno. Ovviamente si crea un'empatia, e il massaggiatore che lo fa ha questa capacità empatica. Io spero di essere riuscita a spiegarmi e a rendervi partecipi un po' di più del significato di questo massaggio particolare. Comunque, per qualsiasi informazione, per qualsiasi chiarimento, vi lascio i miei numeri di telefono, che sono 345 812 0427 e 349 190 6880. Vi do un abbraccio virtuale a tutti e vi aspetto la prossima settimana, sempre qui sulle frequenze di Radio Conegliano 9060. Arrivederci a tutti da Fatima.